Li ho sentiti questa mattina alle 7:30, erano veramente contenti perché finalmente avevano dormito su un letto, perché hanno dormito su un letto. Un pasto caldo, un bagno a disposizione, la prima notte in un letto, vestiti puliti con cui andare al lavoro l'indomani. Per gli 11 giovani stranieri che si erano accampati sotto i portici di via Municipio, molti dei quali in precedenza allontanati dal Parc dal Negro, una parentesi di normalità, sebbene la bufera politica continui e il futuro rimanga incerto. Li abbiamo intercettati tutti tramite loro, naturalmente sono loro che si chiamano, che si parlano, e il problema è che molti hanno paura, molta paura, perché hanno perso i documenti. Anzi, io vorrei anche lanciare un appello: se qualcuno sa di questo zaino con questi documenti di questo ragazzo che è veramente demoralizzato di più, di riportarglielo. Una settimana di vitto e alloggio offerta da un imprenditore che si è rivolto a Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, giudicando inaccettabile il grado di disperazione di questi migranti. Lui, quando ha sentito questo ragazzo che ha detto "se questa è vita voglio morire", lui mi ha chiamato, ha detto: io non posso sentire questa frase su un ragazzino, un ragazzo giovane, potrebbe essere mio figlio, mio nipote, e non dare la possibilità a questo ragazzo di dire guarda che ci sono anch'io, che posso aiutarti. Proverò una settimana quello che posso fare, ma spero che altri lo facciano. Imprenditore che continua a mantenere l'anonimato non tanto per modestia quanto per paura, dice, di ritorsioni, perché il clima intorno al tema accoglienza, quello politico ma anche quello sociale, rimane infuocato. Lo dimostrano i violenti messaggi che gli sono stati indirizzati via social. Di qualche frase sua. Che non pensava ci fosse così tanta cattiveria, che ce ne fosse sì, ma così tanta cattiveria e ignoranza, ecco, non se l'aspettava. Una goccia nell'oceano, continua a definirla Mirella, che a qualcuno però dà fastidio e che qualcun altro considera di fatto inutile. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana? Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Intanto cominciamo da questa settimana e poi vedremo, perché se cominciamo a dire sempre ma ce ne saranno altri, ma intanto cominciamo con questi 11 e poi vediamo. Soluzione accolta con favore anche dalla diocesi che, malgrado il duro attacco ai parroci che hanno difeso i migranti, ha evitato di polemizzare con il comune. Lei sta già pensando a come fare dopo questa settimana? Io intanto cercherei lavoro a questi ragazzi che mi hanno detto uno fa il saldatore, uno fa il giardiniere, uno è muratore, altri 4 lavorano i campi, perciò sanno fare la raccolta. Ecco, vorrei capire, adesso mi informerò con chi di dovere, come fare per aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. E poi la sistemazione, a mio avviso, la troviamo. Basta unire le forze, ecco, che le associazioni non rimangano divise, che la Chiesa unisca. Ecco, e che gli amministratori devono capire che anche loro devono fare un grande tavolo con chi di dovere e con le persone competenti che hanno nel loro territorio. Lancio il mio appello, no, a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità.